Il contratto di edizione. Seconda parte. I protagonisti del contratto di edizione e la forma del contratto. In un precedente video, primo di questa miniserie dedicata al contratto di edizione, abbiamo introdotto il tema di questo peculiare tipo di contratto disciplinato dalla legge sul diritto d'autore e ci siamo soffermati in particolare sulla descrizione dell'oggetto e della causa del contratto. Trovate il link al video in descrizione. Abbiamo visto che il contratto di edizione è quel contratto con cui l'autore di un'opera suscettibile di essere impressa su un supporto cartaceo concede a un editore l'esercizio del diritto di pubblicare l'opera per conto e a spese dell'editore stesso. Abbiamo anche visto che tale contratto viene utilizzato spesso, anche se non esclusivamente, per la pubblicazione di opere letterarie. In questo video procediamo con la nostra analisi soffermandoci sui protagonisti del contratto di edizione, ossia le parti, e sulla forma del contratto. Le parti essenziali del contratto di edizione sono l'autore dell'opera o gli autori se si tratta di un'opera in comunione, oppure il diverso titolare dei diritti d'autore a titolo derivato, che può essere l'erede dell'autore oppure il cessionario dei diritti sull'opera per atto tra vivi, e l'editore. Per quanto riguarda la forma del contratto, esistono due varianti del contratto di edizione, che dunque è per legge un contratto a forma vincolata. In particolare, il contratto di edizione può essere per edizione oppure a termine. Il contratto di edizione per edizione conferisce all'editore il diritto di eseguire una o più edizioni entro 20 anni dalla consegna del manoscritto completo. Ciò implica che l'editore si vincola a realizzare un numero minimo di edizioni e per ciascuna edizione un numero minimo di esemplari dell'opera. Infatti, la legge precisa che nel contratto devono essere indicati il numero delle edizioni e il numero degli esemplari che devono essere realizzati per ogni edizione. Se mancano tali indicazioni, per espressa previsione legislativa, si intende che il contratto ha per oggetto una sola edizione per il numero massimo di 2000 esemplari. Si intuisce agevolmente che tale versione del contratto di edizione è poco conveniente e particolarmente rischiosa per l'editore, il quale si assume il rischio di inadempimento per il caso di scarso successo dell'opera. Il contratto di edizione a termine conferisce invece all'editore il diritto di eseguire il numero di edizioni che ritiene opportuno entro il termine che non può eccedere i 20 anni e per il numero minimo di esemplare per edizione che deve essere indicato nel contratto a pena di nullità. In questa tipologia di contratto di edizione, l'editore non si obbliga a eseguire un numero minimo di edizioni, ma solo un numero minimo di esemplari per ciascuna edizione che vorrà pubblicare. Il termine massimo di 20 anni decorrenti dalla consegna del manoscritto completo è inderogabile. In caso di apposizione di un termine superiore, il termine si intende ridotto ex lege a 20 anni. In caso di mancata apposizione di un termine, il contratto di edizione si intende automaticamente di durata ventennale. Per ragioni di opportunità, tale termine di 20 anni non si applica ai contratti di edizione riguardanti alcune opere specifiche, tra cui enciclopedie, dizionari, disegni, illustrazioni, fotografie simili ad uso industriale, lavori di cartografia e opere drammatico-musicali e sinfoniche. Il contratto di edizione a termine è nella prassi molto più utilizzato in quanto certamente più conveniente e meno rischioso per l'editore, il quale si vincola esclusivamente a stampare un numero minimo di esemplari per ciascuna edizione dell'opera che vorrà produrre entro il termine prestabilito. In entrambe le forme di contratto, l'editore è libero di distribuire le edizioni nel numero di ristampe che stimi conveniente. In altri termini, se gli esemplari stampati vengono integralmente venduti prima della scadenza del termine, l'editore può stamparne altri identici senza alcun limite, salvo l'obbligo di rispettare il termine stabilito dal contratto. Nel prossimo video parleremo delle principali obbligazioni delle parti del contratto di edizione e di come la legge sul diritto d'autore disciplina il tema dei corrispettivi spettanti all'autore dell'opera pubblicata dall'editore.
Iscrivetevi al nostro canale YouTube, abbiamo un'intera sezione dedicata al diritto d'autore. Per maggiori informazioni visitate il nostro sito e seguiteci sui social media.